E poi se bisogna cantare bisogna un po' entrare nel personaggio e dovete sapere che il primo modo con il quale Claudio Baglioni riusciva a piacere alle sue fan era la voce, perché Claudio non è che cantava, no, Claudio ansimava. E allora Claudio non cantava con la voce ma con l'anima, col respiro, e lui cantava così. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Pucci pucci, poi ti veniva già da baciarlo. E quell'aria da bambina, pucci pucci, che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E là le donne già cadevano a terra magari per la sua grande passione, oppure perché lui quando faceva aveva un alito incredibile, gli puzzava di aglio e quelle svenivano.